Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amiche e amici alla visione all'ascolto, linea notte infofriulitv.net. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 884 nuovi contagi da coronavirus, pari al 9,7% dei 9.113 eseguiti. Calano i ricoveri in terapia intensiva, 59 rispetto ai 63 di ieri, mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 654. Inoltre sono stati registrati 17 decessi da Covid, a cui si aggiungono 11 morti pregresse afferenti al periodo che va dall'11 novembre al 10 dicembre. Lo ha comunicato l'assessore regionale, nonché vicegovernatore Riccardo Riccardi. Sempre in Regione è pronto ad avviare entro il 15 gennaio, come voluto dal Governo, la campagna vaccinale anti-Covid, avendo già individuato con grande precisione il numero delle persone da sottoporre alla somministrazione. Lo ha detto il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, durante l'incontro in videoconferenza urgente convocato dai ministri della Salute e degli Affari regionali, Roberto Speranza e Francesco Boccia, insieme al commissario straordinario Domenico Arcuri. Coro polifonico di Ruda, diretto da Fabiana Noro, è stato ammesso, partecipando alla categoria musica sacra, al Grand Prix del 14° concorso corale internazionale di Rimini, in svolgimento in streaming nella città rivierasca. Il coro friulano si è imposto davanti a 14 complessi di tutto il mondo, unitamente al coro Youth Chamber Chur della Malesia, con il brano Ubi Caritas et Amor di Manolo Darold. La pagina sportiva, l'Udinese ha battuto 3-2 il Torino nell'anticipo dell'11ª giornata del campionato di Serie A giocato a Torino. I friulani hanno chiuso nel primo tempo in vantaggio con rete di Pussetto al 24esimo e raddoppio inizio ripresa con De Paul. I Granata hanno reagito andando in gol con Belotti e Bonazzoli nel giro di 2 minuti, ma al 24esimo della ripresa Nestorowski ha riportato avanti gli ospiti. L'Udinese, al terzo successo consecutivo, sale a 13 punti in classifica. Il Torino resta penultimo con 6. In Serie B il Pordenone cade a Pisa dopo 6 risultati utili consecutivi e viene raggiunto in classifica a quota 13 proprio dai nerazzurri pisani. Decide il match una rete di Palombi ad inizio del secondo tempo. La seconda sconfitta stagionale vede gli uomini di Attilio Tessera allontanarsi dalla zona playoff che adesso dista 3 punti. Andiamo per dire che il prossimo turno, in programma martedì prossimo allo Stadio Teghi di Lignano contro il Brescia, obiettivo prima vittoria stagionale tra le mura amiche. In Serie C la Triestina giocherà invece lunedì a Padova nel posticipo della 15ª giornata del girone B. In Serie D le partite delle nostre corregionali in programma alle 14.30, Chions Adriese, Chianis Muzzane Caldiero e Delta Po Manzanese. Cambiamo argomento, restando sempre nello sport. Prima vittoria in Coppa Europa di sci per la Carnica Lara della Mea, che si è imposta nello slalom di Arnal Klausberg in provincia di Bolzano sulla tedesca Ilsgänger per 37 centesimi. Al terzo posto l'altra azzurra Marta Rossetti, distaccata di 40 centesimi. La pallacanestro. Nella Serie A, impegno interno per Trieste alle 18 contro la Virtus Bologna. In A2 la PU alle 18 al Pallacarnera riceve Casale Monferrato. In Serie B, girone C1, derby tra Cividale e Monfalcone che si è giocato al Pala Gestecco di Cividale. Vittoria per i padroni di casa per 89-69. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo. Al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata sereno poco nuvoloso sulla costa e sulle zone orientali, soffierà bora moderata sostenuta a Trieste e vento moderato da nord a nord-ovest anche sui monti in quota. Sul Tarvisiano probabile persistenza di nubi basse e foschia a fondovalle. Con questo è tutto.
Termina qui la pagina informativa e auguriamo a voi buonanotte e per chi ci guarda già dal mattino, buona domenica. Dalle 11 saremo live, anzi dalle 10:45 per la precisione, saremo live da Zoppola per la diretta della fiera di Santa Elisabetta. Non solo, ma vi aggiorniamo che nella stessa diretta saremo poi collegati con Udine per il flash mob organizzato dall'Associazione dei diritti e tutela del malato. Grazie ancora per l'ascolto, alla prossima. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e Quay.